Al Pala Dionigi di Montecchio, la gara 2 delle finali promozioni playoff metteva nuovamente di fronte, dopo soli 3 giorni, le padrone di casa della Megabox Valle Foglia contro l'Eurospin Ford Sara Pinerolo. Dopo la vittoria esterna di mercoledì, le Tigri biancorosse sono chiamate a ripetersi per chiudere la serie in 2 gare, mentre Zago e compagne arrivano nelle Marche senza pressioni, provando a rinviare tutto alla decisiva gara 3. Finisce nuovamente 3-1 per le ragazze di Bonafede, con i parziali di 25-27, 25-19, 27-25 e 25-18, e che concretizzano così il sogno 1 alla prima storica stagione in Serie A. Le ospiti nel primo set partono fortissimo e senza paura sull'1-5, mentre dalla parte opposta della rete si fa male alla caviglia Martina Balboni, sostituita in cabina di regia da Ilaria Durante. La numero 11 non fa rimpiangere la titolare e la Megabox si tiene a contatto fino al 12-15, dove Bonafede ferma il gioco. Zago trascina le sue fino al 17-21, Balboni stringe i denti e torna in campo e la Megabox impatta la parità ai vantaggi, ma la rimonta si ferma sul più bello, con l'Eurospin che è brava a chiudere la quarta palla set sul 25-27. La reazione delle Tigri è veemente nella seconda frazione, con un 6-1 iniziale sul quale Marchiaro ferma il gioco. Quando tutto sembra in discesa sul 12-6, le piemontesi reagiscono con Fiesoli a Crari e si portano sotto 12-10. Sul campo di casa però un incontenibile Pamio, chiuderà con 25 punti, riporta Pinerolo a distanza sul 17-11 ed il parziale si conclude agevolmente sul 25-19. Un terzo set tra i più belli di questo campionato di Serie A2, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Valentina Zago, top scorer dell'incontro con 27 centri, trascina le sue dal 10 pari al 10-15, con Bonafede che deve fermare 2 volte il gioco. Ma dal 17-21, ospite, si scatena l'uragano Lucia Bacchi. Il capitano delle Tigri trasforma in oro tutto quello che tocca, portando 2 palle set alle sue. L'Eurospin reagisce da grande squadra, le annulla e ne trova una, ma ancora Bacchi e Bertaiola riportano la sfida sul 27-25, trovando il 2-1 di casa. Pinerolo non si abbatte e lotta con le unghie ad inizio quarto set punto su punto fino al 10-9, dove un miracolo difensivo di Bresciani dà il là fino al 14-10 di casa. L'Eurospin trova ancora la forza per ritrovare la parità sul 17 pari, ma da lì in poi Rachel Kramer riesce a scavare un solco sotto rete con i suoi primi tempi ed è una solo finale delle biancoverdi che chiudono con il punto del capitano che dà inizio alla festa della Megabox. Al primo anno di Serie A, le Tigri trovano la promozione alla prima storica occasione, con MVP delle finali l'inossidabile capitano Lucia Bacchi, leggendaria a trascinare le sue alla promozione in Serie A1. Una stagione incredibile, complicata ma bellissima. Tra l'altro siamo state ferme 1 mese e mezzo per Covid, infinita, lunghissima. Non abbiamo mai mollato e credo che le mie compagne siano state veramente eroiche, perché sono ragazze che tante non avevano mai fatto la Serie 2 e hanno veramente superato se stesse.